qualcuno dirà che è piaggeria, ma insomma possiamo dire che il sindaco Mauro Melao sarà criticabile, non piacerà a tutti, però non si può dire che non sia un sindaco presente, un sindaco che gli piace fare il sindaco. Io lo posso dire perché visto che ne ho visti diversi sindaci dell'amministrazione, e fino adesso ne ho visti due che erano contenti di fare il sindaco, uno è Mauro e un altro secondo me è il dottor Guarnieri. E in questa epoca in cui fare il sindaco è una missione non è una cosa da poco, ecco, questa non è una leccata, ma è proprio una constatazione oggettiva. E quando si decide di candidarsi è chiaro che dopo devi sapere che devi fare il sindaco, non devi stare in ufficio seduto in poltrona e dirigere il traffico da lì, devi andare in mezzo alla gente per le strade e renderti conto. Sono stato qua fino a stanotte, l'1:30, insieme ai vigili del fuoco, ai tecnici di Italgas, e abbiamo scongiurato quantomeno ovviamente il pericolo, no? Abbiamo interdetto, diciamo, la navigazione sotto il ponte qui, e non so se hai fatto delle immagini, però il buco fa paura, quel tubo del gas ha sopra una pavimentazione che non è quella che è stata fatta adesso con gli ultimi lavori, ma circa 40 cm di cemento armato, quindi il tubo era sotto ben al sicuro, ecco, il tubo del gas. Guarda, quindi... mi ha fermato prima uno e mi ha detto che secondo lui questa perdita di gas è da un anno che c'è. Ecco, infatti ti dicevo, siccome poi per una questione professionale si è sempre abituati anche a ricercare un po', non dico le prove, però degli elementi che facciano capire. E una persona ieri sera che era con un barchino mi ha detto: guarda che ogni tanto sentivo comunque odore di gas, ma ancora molto tempo fa. Quindi i lavori non c'entrano, perché ho letto il commento di un leone da tastiera. Ho letto il commento di un leone da tastiera, ha detto per forza quando si mettono i pali si bucano i tubi. Guarda, il tubo del gas ma non devi dare avrà, non so, 40 cm di diametro, è sotto a 40 cm di cemento armato, ecco, quindi la pavimentazione è sopra questi 40 cm di cemento armato, quindi figuriamoci se sono stati fatti i lavori. Adesso bisognerà capire come diciamo sostituire quel tubo da dove c'è questa perdita, chiaramente fare il collegamento senza rompere la pavimentazione che è già stata fatta. In parte lì è stata rotta, ma poca cosa, diciamo, ecco, ripeto, il pericolo di dover rompere su tutto il tracciato ovviamente la pavimentazione sopra. Adesso vedremo. Ieri sera è stato con me anche il dirigente dei lavori pubblici, l'ingegner Penzo, proprio per rendersi conto della situazione, e adesso qui devono mettere in sicurezza questa cosa. Il gas è garantito perché c'è un anello che collega ovviamente il centro di Chioggia anche senza passare per questa conduttura, e poi da lunedì decideranno come sostituire questo tratto ovviamente di tubo, o passando un tubo interno, diciamo nuovo, così anche se si rovina quello esterno non succede nulla, o capire come poter fare, perché rompere la pavimentazione appena fatta, quella ovviamente è un dispiacere grosso. Però ripeto, la perdita non è causata dai lavori che sono appena stati fatti, perché ci sono 40 cm di cemento armato sopra quel tubo. Mauro, buon lavoro. Grazie. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579. Paolo Zanarella è il pianista fuori posto, ha aperto all'alba di oggi l'evento We Love 90 Festival. La Notte Bianca continuerà questa sera in Centro Storico in Piazza Italia, in Piazza Todaro, in Viale Padova, Viale Veneto e Viale Venezia. In Piazza Italia la musica degli anni 90 e il balletto del coreografo Gianluca Frezzato. In Piazza Todaro il concerto Candlelight con versioni delle musiche degli anni 90 in versione pianoforte, sax, violino e voce.
nelle vie centrali di Sottomarina e Retro Games con i videogiochi degli anni 90 e i giochi vintage, oltre a un mercatino dell'usato. Ancora un concerto del pianista fuori posto e un raduno di auto vintage che vedrà esposta la mitica DeLorean di Ritorno al futuro. Domani all'alba ai bagni lungomare il meglio della musica anni 90 in versione chitarra acustica e voce. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Il primo caso su uomo di West Nile della stagione è stato confermato nella regione Veneto. Sebbene ci sia una prima positività in questa fase, l'anno scorso il primo caso si era verificato già a inizio giugno. Il virus viene trasmesso dalle zanzare e non da persona a persona. Solitamente l'infezione è asintomatica, ma in alcuni casi può causare sintomi come febbre, mal di testa, dolori articolari ed eritemi cutanei. Raramente, in circa un caso su 150, possono verificarsi quadri più gravi coinvolgendo il sistema nervoso come meningite ed encefalite. Nelle scorse settimane sono state rilevate le prime positività del virus nelle zanzare, il che richiede un'attenta sorveglianza del territorio da parte delle autorità regionali e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS. La Regione Veneto è dotata di un piano regionale di lotta alla diffusione dei virus trasmessi dalle zanzare, che coinvolge la collaborazione dei comuni, delle prefetture, dei consorzi di bonifica e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. La sorveglianza si basa sul monitoraggio delle infezioni negli uomini e negli animali e sulla ricerca del virus nelle zanzare. Ogni anno i comuni, in collaborazione con le ULSS, attuano specifici programmi di lotta alle zanzare, con interventi mirati alla rimozione delle larve e alla manutenzione delle aree a maggior rischio di proliferazione. La Regione ha rafforzato le misure di sorveglianza per la stagione in corso per prevenire la diffusione del virus e garantire la sicurezza della popolazione. A Chioggia, per debellare le larve, il Comune fornisce pastiglie larvicida da far cadere nelle caditoie, raccomandando di avere cura che l'acqua ambientale non abbia modo di stagnare, diventando habitat adatto per la proliferazione degli insetti. Ci si aspettava un grande successo per la prima notte bianca organizzata a Cavarzere ieri sera e un grande successo è stato. In piazza Vittorio Emanuele II sono accorsi in tantissimi, giovani e meno giovani, non solo da Cavarzere ma anche da fuori città, riempiendo la piazza principale e le vie limitrofe, tra le quali Via dei Martiri, Via Roma, Corso Italia, Piazza della Repubblica e le vie che qui si affacciano. L'evento è stato organizzato dalla Proloco e ha intrattenuto un pubblico estasiato fino a tarda notte. Questa sera ci sarà il bis con un importante ospite proveniente dalla scuderia del programma della De Filippi. Amici, si tratta di Vax. Per entrambe le serate è previsto intrattenimento diffuso con spettacoli anche musicali, animazioni, giostre, giochi gonfiabili e manifestazioni varie, oltre a stand gastronomici e truccabimbi. Anche questa sera i negozi saranno aperti. È entusiasta il sindaco Munari per poter offrire divertimento e svago di qualità ai suoi cittadini e a chi giunge da fuori. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Sono a Cereniano in compagnia del sindaco Egisto Marchetti. Ciao Egisto.
Tra l'altro tu hai la delega all'ambiente e proprio parlando di ambiente una domanda su quello che è il futuro impianto, o meglio il progetto dell'impianto a biometano di cui si parla in questi giorni sulla cronaca locale e non solo. Sì, allora il progetto di questo impianto appunto vuole trasformare quello che è l'umido domestico che viene comunemente chiamato Forsum e da questo Forsum si vuole produrre appunto biometano, CO2 e compost. Il progetto di impianto prevede la realizzazione in prossimità della strada regionale 443 nella località di Pezzoli e più precisamente nel confine fra il comune di Ceregnano e il comune di Adria, circa 2 km dall'abitato di Pezzoli. Quanto sarà grande? 5 ettari di terreno e i capannoni saranno di 20.000 metri quadri e sul tetto di gran parte dei capannoni saranno realizzati degli impianti fotovoltaici. Cioè, il progetto è descritto in quello che è il faldone che si può scaricare sia dal sito della provincia e sia è a disposizione sul sito del comune di Ceregnano. Le opere di compensazione di questo futuro impianto quali saranno? Allora, quando aziende di questo tipo vanno a produrre impianti sul territorio sono obbligate per normativa ad individuare insieme appunto ai comuni che le ospitano delle opere di compensazione e non si è ancora arrivati a individuare queste opere perché siamo ancora in una fase preliminare, non c'è ancora una convenzione, non c'è ancora nulla di scritto. È chiara la volontà dell'azienda di portare il massimo previsto dalla normativa che è pari appunto al 3% ed è volontà dell'amministrazione appunto di utilizzare queste compensazioni da parte dell'azienda per andare incontro in prima battuta alle esigenze dei cittadini, quindi magari calmierando quelle che sono le utenze per i cittadini, soprattutto in ambiti di energia e in ambiti di rifiuti. E si vuole inoltre utilizzare anche le opere di compensazione come prevista dalla normativa per andare a realizzare magari piste ciclabili o efficientamenti energetici per edifici del comune o strutture del comune. Darà posti di lavoro anche questo tipo di impianto? Sì, si parla di un numero di dipendenti diretti dalle 10 alle 20 unità. Prima di firmare, o meglio deliberare come giunta comunale Egisto, come avete valutato la questione? Prima di prendere una decisione in tal senso abbiamo voluto innanzitutto vedere le carte, capire di cosa si trattava, l'impatto per l'ambiente e anche per la popolazione. E poi abbiamo voluto anche andare a vedere un impianto simile. Prossimi passaggi? Presentare il progetto in fase di comunicazione del sindaco e al prossimo consiglio comunale che è previsto al 31 di luglio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.